Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi una super ricetta della serie ricette siciliane. Faremo insieme lo sfincione palermitano, ragazzi. Me l'avete chiesto tantissimo, ma io non trovavo il caciocavallo e non lo volevo fare. Finalmente ieri una mia amica, Amalia, che saluto e ringrazio, me l'ha dato un pezzettino che lei l'aveva e io vi vado a fare la ricetta dello sfincione. In molti me l'avete chiesta e quindi eccovi accontentati finalmente. Guardate quanto è buono, ragazzi. Morbidissimo come deve essere. Io prima di lasciarvi alla ricetta però e alla preparazione vi ricordo che mi trovate anche sui social Pinterest, Instagram, Facebook e anche Telegram, dove troverete un gruppo di persone meravigliose dove potete chattare in tempo reale con me. La ricetta, oltre che in versione video, la trovate anche sempre scritta nel blog www.lacucinadelcuore.blog. Venitemi a trovare anche lì, io vi lascio la ricetta e dopo ci vedremo per la prova assaggio. Per realizzare l'impasto dello sfincione avremo bisogno di 10 g di lievito di birra, 680 g di acqua a temperatura ambiente, 50 g di olio extravergine d'oliva e 400 g di semola di rimacina, che deve essere quella sottilissima, 600 g di farina 00 con minimo 10 g di proteine, 40 g di zucchero semolato, 20 g di sale e iniziamo ad impastare. Iniziamo ad inserire il lievito, lo zucchero e tutta l'acqua nella nostra ciotola della planetaria. Ovviamente potete impastarlo a mano, ma ci vorrà molta forza di gomito, ragazzi. Quindi sciogliamo il tutto, dopodiché aggiungiamo le farine. Iniziamo a fare impastare a bassa velocità, quindi a 1 o a minimo, fino a che l'acqua non ha incorporato tutta la farina. Trascorsi circa 7 minuti andiamo ad aumentare la velocità della macchina a 2, quindi cominciamo a dare forza al nostro impasto e inseriamo l'olio a filo. Lo facciamo a filo perché dobbiamo dare il tempo all'impasto di assorbire l'olio lentamente. Una volta che il nostro impasto ha assorbito tutto l'olio, aspettiamo un minutino e inseriamo anche il sale. Lasciamo impastare il tutto, ci vorranno all'incirca 12-13 minuti. Ed ecco qui come si presenterà il nostro impasto, quindi andiamolo a svuotare su di una spianatoia unta di olio, non andiamo ad aggiungere farina per non cambiare la consistenza dell'impasto, andiamola ad appiattire ed arrotolare su se stessa per tutti i versi, dopodiché formiamo una bella palla, così pillandola come sto facendo io con le mani, e la inseriamo all'interno di una ciotola abbastanza capiente, unta anch'essa d'olio, copriamo con pellicola trasparente e la lasciamo lievitare per circa 2 ore e mezzo, il tempo del raddoppio comunque. E nel frattempo che il nostro impasto lieviti andiamoci ad occupare della farcitura, quindi andiamo a preparare una bella salsa di pomodoro. Avremo bisogno di 4 cipolle della misura media, io ne taglio solo 2 perché i miei figli una l'andrò a condire a mo' di pizza più che altro, perché ai miei figli non piace il sapore dello sfincione con la mollica e tutto il resto, quindi dobbiamo accontentare tutti, ragazzi. Quindi prepariamoci anche 1,6 kg di pomodoro pelato, dopodiché andremo a mettere un paio di cucchiai di olio extravergine d'oliva all'interno di un pentolino. Portiamo l'olio a fiamma media, un po' lo riscaldiamo, andiamo ad inserire tutta la cipolla in questo modo come sto facendo io. Dopodiché la dovremmo fare appassire molto lentamente, ragazzi. Quindi facciamo appassire la nostra cipolla a fiamma media, dopodiché quando si sarà un po' imbiondita andiamo ad aggiungere un bicchiere di acqua. In questo modo andremo ancora a rendere la nostra cipolla meno forte, quindi andremo ad attenuare il sapore. Aggiungiamo un pizzico di sale e solo in alternativa, se preferite sentire ancora bene il sapore della cipolla, potete aggiungere anche la punta di un cucchiaino di bicarbonato. In questo modo la cipolla si andrà del tutto a sciogliere. Quindi mettete a fiamma un po' più sostenuta per altro paio di minuti, mescolando in continuazione, e quando il liquido si sarà del tutto assorbito andiamo ad aggiungere anche il nostro pomodoro pelato. Ed ecco qui che il liquido della nostra cipolla si è totalmente assorbito e andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro pelato. Andiamo a mescolare e andiamo ad inserire anche gli aromi, quindi saliamo, pepiamo e mettiamo abbondante origano.
Dopodiché lo andremo a socchiudere con un coperchio e lo lasceremo cuocere a fiamma media per una mezz'oretta, mescolandolo sempre. E guardate qui il nostro impasto ben lievitato, fa pure le bolle. Andiamo ad eliminare la pellicola trasparente e andiamo a dividere l'impasto in due su due placche da forno. Quindi andiamo ad ungere la nostra placca da forno con abbondante olio, mi raccomando, deve essere ben abbondante perché l'olio è un buon conduttore di calore e quindi si cuocerà meglio anche il fondo. Quindi con le mani ben unte andiamo ad allargare un po' l'impasto e andiamolo a smozzare in questo modo, dividiamolo in due e lo andiamo a posizionare sulle placche da forno e cerchiamo di allargarlo con le mani ben unte d'olio. Allargatelo con le mani e se vedete che oppone resistenza mettetelo da parte, lasciatelo riposare 10-15 minuti, dopodiché lo andrete ad allargare di nuovo fino ad arrivare su tutti i bordi della vostra teglia. In poche parole dovrete farlo rilassare. E la stessa cosa andremo a fare con l'altra parte di impasto, quindi andiamo ad oleare bene 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 la nostra placca da forno, scusate le macchine che passano, andiamo a svuotare l'impasto sopra, andiamolo ad allargare con le mani. Ecco, dopo 10-15 minuti di riposo, ecco che l'impasto si stende ancora meglio sulla placca da forno, vedete? Quindi lasciatelo rilassare se è necessario. Ovviamente questa operazione facciamola sempre con le mani unte d'olio, vedete come si allarga bene, quindi lasciamola lievitare per un altro oretta, oretta e mezza. Ed ecco qui il nostro sfincione ben lievitato dopo un'oretta e mezza, anche due ragazzi se avete tempo. Quindi andiamo a prendere il caciocavallo, formaggio caciocavallo, circa 250 grammi per queste quantità, ma ovviamente è una dose indicativa, potete anche deciderne di mettere di più. E delle sardelle sott'olio, sardine sott'olio, no sardelle. Quindi andiamo a tagliare le nostre sardine sott'olio a pezzettini e le andiamo ad infilzare all'interno dell'impasto. La stessa cosa faremo con il caciocavallo fatto a dadini, infilzatelo all'interno dell'impasto. Questa è la caratteristica, scusate, principale dello sfincione. A questo punto andiamo a riprendere la nostra pomodoro pelato, mi viene di dire sempre passata, pomodoro pelato che si è già raffreddato completamente, lo andiamo a distribuire su tutta la superficie fino ai bordi, facendo attenzione a non andare a premere sull'impasto e quindi non schiacciandolo, perché proprio la caratteristica fondamentale dello sfincione è proprio l'altezza, che deve essere altissimo e sofficissimo e ricco di pomodoro. Quindi lo andiamo a mettere in forno statico preriscaldato a 220 gradi per 15-20 minuti. A questo punto lo tiriamo fuori dal forno e andiamo a terminarlo mettendo una spolverata di pan grattato come sto facendo io. Vado a mettere anche 40 grammi di caciocavallo grattugiato e vado ad aggiungere anche del grana padano perché ahimè non mi trovo del primo sale, altrimenti avrei messo il primo sale o il pecorino. Quindi vado a coprire con un filo d'olio e dell'origano abbondante, dopodiché lo andremo a mettere ancora in forno per altri 10 minuti, il tempo che si formi la crosticina sopra. Come avete visto io ne ho farcita una con il condimento da sfincione e l'altra l'ho farcita a mo' di pizza con della passata di pomodoro normale e poi ho messo della mozzarella e del prosciutto perché ai miei bimbi non piace questa versione qui. Quindi potete anche decidere di fare questo impasto per fare una pizza in teglia altissima e sofficissima, anzi siccome io ho avuto dei miei amici a cena, loro hanno mangiato il pezzo, quelli più grossi li hanno mangiati, altrimenti vi avrei mostrato quelli pure. Comunque andiamo a fare la prova assaggio. Ma che cos'è ragazzi? Ragazzi,
mi raccomando, lo sfincione deve essere minimo alto 3 cm, altrimenti non è sfincione. Ragazzi, che dire, è buonissimo, rifatelo anche voi e inviatemi le foto che le posterò sulle storie mie di Instagram. Detto questo, io vi auguro una buona giornata, grazie ancora per aver visto il video fino alla fine e alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore.